Questo servizio è offerto da www.licatalive24.it. L'informazione che mancava. Il Licata saluta il campionato di eccellenza dopo aver già staccato tempo addietro il biglietto per la Serie D e lo fa con una sconfitta, la seconda in campionato tra l'altro consecutiva. I gialloblu hanno gettato le ortiche quanto di buono fatto nel primo tempo e, complice una mancanza di cinismo, si sono visti rimontare da un Alcamo volenteroso e maidomo. È il Licata a fare la partita, ma sono gli ospiti a passare per primi. Buon inserimento in area di Rinaudo, il suo cross arriva a Venuti che serve Papania che non può sbagliare. Passano una manciata di secondi e arriva il pari. Sul lancio di Grillo Perricone controlla male permettendo a Bernardo di siglare la 17ª rete in campionato. Passano 5 minuti e lo stesso Bernardo imbecca Di Somma che dopo aver superato il portiere sigla la rete del sorpasso. Al 37esimo Bernardo ci riprova ma spreca l'ottimo assist di Somma mandando fuori con un tiro a giro. Allo scadere ancora Bernardo la palla del 3-1 ma tira addosso a Chimenti. Nella ripresa è ancora il Licata a imporre il ritmo. Al 53esimo bellissima azione in solitaria di Armenio che dalla propria area arriva al limite, serve Bernardo tutto solo ma l'Ariete si fa ipnotizzare da Chimenti che manda in angolo. Al 61esimo l'Alcamo sfiora il pari, cross di Gatto e mezzo, Venuti prova la conclusione ma Valenti dice no. Al 68esimo il pari alcamese, Domicoli sfrutta alla grande il fisico e con un sinistro ad incrociare fa secco Valenti. Il Licata potrebbe subito ripassare a condurre, ma Vella sfrutta male un perfetto assist di Grillo. Al 69esimo Domicoli ha la palla buona per il sorpasso, ma da ottima posizione calcia altissimo. Ma il gol arriva poco dopo. Su corner Papania svetta più in alto di tutti e sigla il gol della definitiva vittoria bianconera.